Dal tuo... Va ora in onda L'Avvocato risponde. Ciao Massimo, buonasera. Ciao, buonasera. Come va? Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, spero tutto bene. Allora, oggi puntata anche ricca di novità. Noi diamo subito il numero perché qua bisogna intervenire, non perdere tempo, allo 02 92 94 7222. Oggi vi vogliamo carichi di telefonate e di domande che ci potete porre. Tra l'altro a breve noi avremo oggi in collegamento telefonico un nostro collega, nonché avvocato, nonché dottore Stefano Gnecchi, con cui si parlerà di un argomento molto caro anche all'avvocato Leonardi, la pianificazione fiscale, anche nell'ambito delle successioni, quindi come diciamo tutelare bene il patrimonio, che strategia utilizzare, ecco, per appunto tutelarlo al meglio. Ma daremo la parola a lui, vero Massimo? Assolutamente sì, lo Vuoi chiamiamo... dire qualcosa sull'argomento? Allora, diciamo che noi abbiamo sempre parlato di pianificazioni un po' in tutti i rami, sia anche per quanto riguarda la propria pensione, perché è bene rivolgersi prima a un avvocato, prima di andare in pensione, e lo diciamo sempre, tramite la consulenza con un consulente esperto, si può sapere qual è il modo migliore per andare in pensione, si scoprono anche magari delle possibilità, magari di pensione anticipata, piuttosto che dei vantaggi contributivi che magari ignoravate. Quindi noi consigliamo un'analisi, una verifica preventiva anche un anno, due prima della pensione, perché comunque vi permette di pianificare e organizzare la vostra vita lavorativa e non. La pianificazione può in realtà essere fatta in tanti campi, appunto anche come quando l'avvocato Leonardi vi spiega come aprire una società, come aprire, quando aprire una partita IVA. Ecco, anche in quel caso è fondamentale fare una pianificazione di quelli che sono costi, ricavi possibili, eccetera. E così pure anche appunto nell'ambito delle successioni, nell'ambito della tutela del proprio patrimonio familiare, è possibile, diciamo appunto, pianificarlo in modo tale da dormire sonni tranquilli. Vero Massimo? Assolutamente sì, e io dico sempre, diciamo sempre, in ambito successorio, diciamo Esatto. così, diciamo così, è un argomento molto ostico per molti e soprattutto nello stesso tempo viene affrontato non in modo, diciamo così, anticipatorio, comunque che anticipa quella che è poi il decesso, soprattutto in patrimoni complessi, no? Dove c'è un asset ereditario molto elevato e soprattutto magari molti figli o alcuni figli, insomma ci sono situazioni anche a livello societario complesse, è ovvio che dobbiamo e dovete valutarlo con attenzione, non si può arrivare nel momento che vi è l'evento sprovvisti. Per quanto occorre possa, ovviamente facendo attenzione a tutto quello che è gli accordi che sono vietati, quelli che vengono fatti come accordo anticipatorio di eredità, questo no, ma invece una pianificazione fiscale, la creazione di una holding familiare, così facendo, quando il decuius muore, la morte, a questo punto il passaggio generazionale delle quote avviene in modo abbastanza veloce, no? Senza interrompere con procedimenti giudiziali, con complicazioni inutili. La quota passa al figlio che automaticamente detiene poi le partecipazioni di controllo, potrebbe essere tutto. Esatto, diciamo che questo è molto consigliato quando ci sono patrimoni molto, magari famiglie, cioè con tanti fratelli, o patrimoni comunque molto ingenti, vero Massimo? Assolutamente sì, infatti è soprattutto consigliato quando, come spesso accade, le famiglie facoltose, ci sono più società, partecipazioni, magari alcune anche all'estero, insomma, la creazione di trust, la creazione di, poi ce lo dirà bene il dottore avvocato Gnecchi che si collegherà, lui è specializzato in quello e quindi ci dirà bene qualche pillola, qualche suggerimento da poter dare ai nostri teleascoltatori che magari possono a grandi linee prendere spunto da quello che diciamo, perché poi non è che pretendiamo
di dare nozioni tecniche troppo complesse, No, che sennò non chiaro, capiscono certo. da casa, no? Però Dobbiamo- diciamo, prima di appunto poi diciamo, dare parola all'avvocato Gnecchi, diciamo quanto è importante, Massimo, te ne sei accorto anche tu, quanto è importante che in realtà io anche ignoravo, data la mia età, che vabbè, comincia ad avanzare, però anch'io ignoravo in realtà, come dire, quando uno lavora non pensa più di tanto alla pensione, ma in realtà anche già la nostra età, in realtà anche in piena carriera lavorativa, è fondamentale, come dire, controllare quella che è la contribuzione versata. Massimo lo sa, noi cioè, quotidianamente riceviamo persone che magari anche appunto stanno per andare in pensione, quindi comunque il tempo poi è limitato e si ritrovano che l'INPS non ha registrato alcuni contributi, magari la maternità non è stata registrata, mancano degli anni di contribuzione che poi ovviamente bisogna andare a recuperare per poter poi fare la domanda di pensione. Meglio pensarci prima. Quindi non è sbagliato anche a 40 anni, a 45, ma in realtà a tutte le età non è sbagliato fare una valutazione preventiva, perché appunto rientra nella pianificazione di cui parlavamo. Noi abbiamo una consulente, come dico io, esperta, perché comunque lei è del settore ed è una appunto persona che individualmente fa questo lavoro, ha un titolo per farlo e vi fa un report scritto molto dettagliato, cioè non è che vi fa. Io so che su internet troverete anche, come dire, delle simulazioni di pensione che però secondo me sono anche poco attendibili spesso. Cioè, Assolutamente. io consiglio, è un consiglio di rivolgervi a appunto una professionista, noi ne abbiamo una, che vi fa proprio un parere, un report scritto in base a tutti i vostri quesiti. Poi dovete pensare che non tutti hanno una carriera lineare. Come diceva Massimo, c'è anche chi lavora all'estero, chi magari ha avuto una carriera discontinua, chi è socio amministratore di una società oltre che un dipendente, cioè ci sono veramente svariate possibilità. Per cui abbiamo visto che grazie a queste analisi preventive si scoprono anche magari delle possibilità in più, no? Che magari una persona non conosceva. Poi qualcuno ha dei fondi complementari, non so, riscatto laurea, quando possibile, quando possibile riscattarla e come e soprattutto con quali costi, contributi volontari, la domanda che ricorre, quanto mi Certo. costano. Ecco, anche lì la NASPI, i 2 anni di NASPI valgono come contribuzione, cioè mi vengono in mente così, no, Massimo, No, un po' le no, certo, domande ma che sono ci fanno importantissime. e sono fondamentali comunque queste Ecco, verifiche. scusa Celeste se ti interrompo, ma mi dice Natalia, con cui sono in contatto, perché non siamo in studio, che è in linea l'avvocato Stefano Gnecchi, collega, e Ecco, lo salutiamo e lo salutiamo. saluto. Stefano, buonasera. Sì, buonasera, ciao Massimo, Stefano. buonasera e buonasera a tutti. Grazie Buonasera. Buonasera. Allora, introduco un attimo l'ospite che vi avevo detto, Certo. che è molto, a parte che è un amico, ci conosciamo, è avvocato commercialista come me, ha una grande attitudine ed è specializzato soprattutto in quello che tratteremo adesso, ovvero dei passaggi generazionali. È un professionista che ha lo studio a Brescia e poi dirà anche lui insomma qualcosa che vorrà dire su di lui, ma è una figura di alto profilo e abbiamo deciso di farlo intervenire perché è un argomento che non abbiamo mai trattato analiticamente, anche perché né io né l'avvocato Collovati siamo esperti. Io ne ho fatte un po', ma non così come l'avvocato Gnecchi, quindi mi sembrava opportuno anche perché tante volte noi assistiamo anche a problematiche. Vengono da noi, Stefano, le persone quando è già è troppo tardi, no? Noi abbiamo fatto, Esatto. poi lasciate la parola, abbiamo fatto un'anticipazione di quello che tratteremo. Arrivano da noi troppo tardi, dovete andare dai professionisti prima per pianificare, perché sennò poi a quel punto il gioco è fatto. Stefano, cosa ne pensi? Sì. Ma guarda, diciamo che hai anticipato la parola, secondo me, principe quando parliamo, diciamo, della pianificazione e passaggi generazionali, che è appunto il pianificare. Quindi quando arrivano che la situazione si è già verificata, la successione si è aperta, è ovvio che per noi professionisti diventa molto più complicato attuare, dare una mano concreta al cliente. Sì. Permettimi di dire, giusto per dare un inquadramento, che oggi
diciamo, dinamica dei passaggi generazionali, intendendo per essi non solo i passaggi di aziende, di quote societarie, ma diciamo la pianificazione successoria a 360 gradi. Quindi alcune volte c'è un po' diciamo, il totem di pensare che la pianificazione riguardi solamente i grandi patrimoni, ok? E quindi uno dice, ma no, io guarda, ho 3 o 4 immobili, ho 2 o 3 figli, ho qualcosa di liquidità, la pianificazione non fa per me. E questo è un grosso errore, perché la pianificazione, ecco. diciamo, serve... Io stavo incorrendo in quell'errore, collega, dicevo, vale per i grandi patrimoni, invece anche piccoli no, realtà, no. bene. Sì, piccole realtà, nel senso che oggi è corretto, doveroso dire che dal punto di vista sia legale che fiscale ci sono molti strumenti. Quindi dal punto di vista fiscale, che è sempre, diciamo, il tabù per gli italiani, quindi quanto mi costa di tasse, oggi sappiamo, perché ogni tanto quando succedono o ci sono i grandi patrimoni e quindi ne parlano in televisione, sappiamo che l'Italia è considerata una sorta di paradiso fiscale per l'imposta di successione e donazione. Questo perché ci sono delle franchigie, quindi delle soglie dove non viene pagata alcuna imposta molto alte, ci sono delle aliquote basse, considerando che siamo tra i più bassi dell'Unione Europea, e anche le modalità di determinazione, diciamo, dei valori, quindi degli immobili, delle quote, diciamo, sono valutazioni di tutto favore. Quindi, a fronte anche di questa situazione che non potrà essere eterna, mi permetto di dire, perché è comunque un unicum nel panorama europeo, conviene assolutamente sfruttare anche in questo periodo la pianificazione fiscale. E inoltre dal punto di vista legale, giuridico, quindi civilistico, se io non pianifico e non pianificare può essere anche un semplice testamento, permettetemi, però se non pianifico si apre la cosiddetta comunione ereditaria tra i miei eredi. Quindi diciamo che tutti diventano proprietari di tutto, con, immaginate voi, anche una sorta di impasse nella gestione, nelle scelte, e quindi si crea il cosiddetto, diciamo, caos. Quindi diventa importante pianificare e appoggiarsi anche a professionisti, perché il nostro ordinamento, diciamo, l'ordinamento italiano di civil law ha, diciamo, delle norme. Pensiamo solo alla famosa quota di legittima o legittimari, che penso che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella nostra vita, ecco, e anche, diciamo, al divieto dei patti successori, quindi, diciamo, di decidere a priori, quindi ex ante, di una successione che deve ancora aprirsi. E quindi è facile, se diciamo, le persone, i clienti non si appoggiano ai professionisti, incorrere anche in situazioni che poi diventano patologiche, quindi magari accordi che poi sono nulli, accordi che si rivelano che non sono attuabili. E quindi la sensibilità che mi permetto di suggerire, di dare in questo periodo, è quello di prendere in considerazione la propria, diciamo, pianificazione. Quindi ho smentito il tabù dei grandi patrimoni. Bravo, esatto. Ci sono tutta una serie di strumenti, quindi dell'ordinamento interno, di ordinamenti, diciamo, stranieri. Pensiamo anche qui, se cito il trust, che ormai conosciamo, abbiamo sentito almeno una volta anche questo tutti. Quindi ecco, qui tutta una serie di strumenti che mi sento di dire che ogni casistica, ogni famiglia è a sé, che non è mai nulla, diciamo, replicabile. Però ci sono una serie di strumenti oggi che permettono veramente di riuscire a pianificare e a programmare. Ecco, scusa Stefano, ti faccio una domanda, no? Su un discorso un pochettino più concreto. Ho fatto l'esempio prima abbiamo detto che questa fattispecie del pianificare va, diciamo così, se può essere, diciamo così, attuata anche per patrimoni non ingenti, ma immaginiamo invece una situazione complessa, ma neanche troppo, ma è tipica, no? Di magari un patrimonio compreso con diverse società e partecipazioni, no? E quindi in questo caso che suggerimento dai
generale, magari su in questo patrimoni caso- dove in questo caso- magari c'è la detenzione di partecipazioni, c'è magari sotto 3 o 4 figli, che tipo di consiglio possiamo dare in situazioni di questo tipo? Diciamo che dal punto di vista societario e anche fiscale, queste situazioni solitamente si privilegia di costituire delle capogruppo, quindi delle cosiddette holding, che per lo stato dell'arte attuale possono essere costituite in neutralità d'imposta nel 99%, mi permetto di dire, dei casi, e quindi avere una società veicolo sopra che da un punto di vista societario, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista di future liti, oltre alla tutela patrimoniale che permette la holding, va un attimo a dare un assetto un po' più concreto e anche gestorio molto più forte di quello che è la diramazione delle varie società, e poi combinata magari con il trust o il trust al posto della holding. Dopo entriamo un po' troppo forse nel tecnico, ma dal punto di vista successorio e dal punto di vista legale abbiamo uno strumento oggi secondo me ancora poco utilizzato, che è il cosiddetto patto di famiglia. Il patto di famiglia era una domanda che volevo farti, perché so che i patti di famiglia sono in cosa consiste, Stefano? poco utilizzati. In cosa consiste? Spieghiamolo. Allora, il patto di famiglia nel concreto consiste a un vero e proprio accordo al quale devono sedere al tavolo tutti i legittimari in quel momento, ok? Dove si concorda, o dove il proprietario, il padre, la madre in questo caso, trasferisce una parte, tutte, la nuda proprietà, la piena proprietà, si può fare in vari modi, trasferisce le partecipazioni al discendente o il discendente che ritiene meritevoli da un certo dal punto di vista magari manageriale, gestorio, di portare avanti l'azienda, ok? E gli altri legittimari, che quindi non beneficiano delle quote, parliamo di quote o aziende, devono essere liquidati dagli altri legittimari. Non entro anche qua troppo nel tecnico, perché potrebbe liquidarli anche l'ascendente, quindi il genitore. Vengono liquidati di quello che sarebbe la quota teorica di legittima sul valore della società nel momento in quel momento. Questa è una grossa deroga che è stata fatta, circa 20 anni fa dal nostro legislatore, perché immaginate, la società che oggi vale 1 milione, le quote vengono donate, perché l'operazione classica era la semplice donazione, a un figlio. Tra 20 anni la società vale, 10 milioni di euro, perché il figlio è bravo, perché la fa crescere. È ovvio che il valore della donazione, questa è un'altra cosa che solitamente la gente ignora, viene valutato dal punto di vista civilistico e legale dell'asse ereditario nel momento in cui si apre la successione, ok? Quindi uno dice, no, ma io mi sono state donate 20 anni fa, ho contribuito a aggiungere, a dare valore, ok? E adesso mi trovo magari a dover inserire nell'asse o a dover liquidare gli altri legittimari a un valore 10 volte quello che era, mi seguite? Quello che era il valore di quando mi è stata data la quota. Il patto di famiglia permette, nel momento in cui a oggi si fa il contratto, di cristallizzare il valore allo stato attuale. Il valore. Ecco. E questo, quindi capite che questo, Stefano, si parla di società, veramente è un grosso valore aggiunto. E poi soprattutto previene una sorta di contenziosi incredibili e di litigi. Perché... Bravissimo Massimo. L'altro aspetto è la prevenzione dei contenziosi che comunque molte volte vanno poi a polverizzare il patrimonio invece che a crescerlo. L'obiettivo di queste situazioni, e il patto di famiglia riguarda solo quote aziende, quindi è una deroga che il legislatore fa, ma proprio per la peculiarità che ha la partecipazione sociale. Quindi se io faccio la donazione, uno deve sapere che il valore che entra nell'asse ereditario del bene donato è il valore, l'apertura della successione. Quindi per un'azienda può essere una situazione devastante. E quindi assolutamente direi che è uno strumento principe abbinato anche che però giustamente Stefano
come hai detto tu, non è ancora ben metabolizzato, perché No, veramente secondo me no. questo è un peccato. Sì, sì, va, Massimo, va e va, diciamo, dato anche il pregio a voi di aver comunque introdotto questo argomento, che io ritengo che sia veramente poco conosciuto. Ecco, Certo. poco conosciuto. Stefano, Poca bisognerebbe parlarne di più. familiarità. Tu prima hai detto una frase che mi ha molto colpito, che la donazione, scusa, quando si apre la successione dovrebbe essere un accrescimento, no, dei patrimoni Sì. della famiglia, e invece al contrario a volte è un danno, perché si pagano gli avvocati per fare causa. Questa è una cosa molto vera. Sì. Ma questo Massimo poi deriva da una cosa semplice che magari tanta gente non sa neanche. Io non faccio nulla, non faccio testamento. Bravo, è quello che diciamo sempre. Si apre la successione legittima, tutti in comunione ereditaria e quindi tutto un po' di tutti, e dobbiamo trovare, diciamo, la quadra, permettetemi il termine non tecnico, o addirittura se non c'è nessuno sa che poi l'eredità potrebbe andare addirittura allo Stato. Certo. Certo. Ma perché? Quindi, ma è così, perché noi lo diciamo sempre, se non fai, cioè non far niente a volte è proprio peggio di invece agire prima e appunto pianificare, per cui spero che i nostri ascoltatori, che poi oltretutto hanno la possibilità, volendo, di fare anche delle domande, 029294 assolutamente, ma anche ne approfitterei. Certo. Ne approfitterei fossi in voi, non mi perderei questa occasione, perché è un argomento interessantissimo e pochi ne sanno, collega, pochi ne sanno, tu sei uno di quelli, quindi siamo contenti e onorati di aver avuto il tuo intervento. Certo, Stefano, un altro flash, ma abbiamo ancora 3 minuti prima della pubblicità. Vorrei ancora che ci dicessi qualcosa. Allora, abbiamo detto dei patti successori. Invece, questo trust, cosa diciamo del trust? Sì, funziona o no? Diciamo che strumento è? Diciamo che è uno strumento, oggi che inizia a essere utilizzato in maniera importante, quindi è stato metabolizzato. La legge del dopo di noi, che era stata fatta dal legislatore, aveva un attimo anche sdoganato questo dogma del trust, viene utilizzato, ti dico, anche dal punto di vista, ho citato il dopo di noi apposta, degli enti del terzo settore, quindi in caso ha una certa duttilità, una certa malleabilità che effettivamente si fa fatica o comunque non si trova a pieno in altri strumenti dell'ordinamento interno, quindi di civil law. Quindi è comunque una situazione dove, per semplificare, c'è un disponente, c'è un trustee, c'è un fiduciario che amministra questi beni nell'interesse dei futuri beneficiari. Quindi viene utilizzato, e a noi capita parecchie volte anche quando ci sono situazioni di figli disabili, figli problematici, quindi il genitore si preoccupa, ma dopo che non ci saremo più noi, chi gestisce, perché non posso lasciare magari il patrimonio nelle mani del figlio per tutta una serie di problemi, e quindi è uno strumento che sta, secondo me, sempre di più piacendo, passatemi il termine, anche alle persone. Ecco, diciamo, Stefano, che ci sono anche dei costi, no? Ci sono anche dei costi abbastanza rilevanti o no? Ecco, questo è quello che... Dipende dal patrimonio, anche qua. È ovvio che se metto 50 immobili da gestire, che il trustee deve gestire, e magari ci sono affitti da riscuotere, è ovvio che ci sarà un costo. Se metto un immobile in trust, o magari metto 2 o 3 immobili in nuda proprietà, perché magari l'usufrutto rimane a me, o una partecipazione sociale, il trustee deve andare una volta all'anno, diciamo, all'assemblea dei soci a approvare il bilancio, capite che molto probabilmente non sto parlando di costi di una certa entità. Certo, però soprattutto diciamo sempre che ne vale anche la pena, Stefano, a volte. Bravissimo, stavo dicendo quello, Massimo. Se qualcuno investire, controbilanciare, bravissima, il costo, se possiamo considerarlo, è un investimento o investimento, bravissima, o investimento, dai rischi, ma anche concreti e monetizzandoli, facendoli vedere al cliente, potenziali, perché chi sono assolutamente onerosi. Ecco, quindi le soluzioni, sentirei di dire che ce ne sono tante, basta che la gente un attimo
prenda e consigli Bravo. di pianificare. Collega, la verità è che noi lo diciamo sempre, le persone, capisco che sono soldi da tirar fuori, Certo. però le persone dovrebbero guardare un po' più al di là del loro naso e, come dire, essere lungimiranti, e Certo. quindi cioè spendere qua. Professionisti di fare il nostro, ecco, di cercare di sensibilizzare. Assolutamente. Ribadisco, avete il pregio anche voi che avete introdotto questo tema, e penso che anche noi che siamo dentro comunque nelle materie giuridiche e fiscali dobbiamo cercare di sensibilizzare le persone su questo. Assolutamente sì. Noi in questa sede cerchiamo sempre di farlo, io e Massimo, ma non perché vogliamo far spendere soldi inutili alle persone, ma perché facciamo capire che la spesa può valerne la resa. Il messaggio da dare è proprio questo, cioè esatto. Non sono soldi spesi, sono soldi che vi lasciano a posto anche con la coscienza, perché poi classica cosa che uno dice, se l'avessi fatto prima, non avete questo timore, questo rammarico, fatevi assistere da persona su cui vi fidate, riponete ovviamente fiducia, questo è essenziale, no? Bisogna instaurare. Allora, grazie. Stefano, noi ti ringraziamo tanto. Ancora con il tuo intervento. Ti vogliamo ancora avere, approfondiremo un altro tema, magari sarai il nostro gradito ospite ancora. Grazie a voi, colleghi, e buon proseguimento. Grazie mille, buon lavoro. Grazie, ci vediamo dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità. Ciao. Ciao. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sì, eccoci tornati in onda. Allora, abbiamo appena avuto in collegamento il nostro collega, avvocato Gnecchi. Molto interessante il suo intervento, Massimo, devo dire. Bravo che hai avuto questa opportunità di chiamare il collega. E io voglio solo fare una chiusura, poi ti lascerò la trasmissione per il resto della mezz'ora. Io vedi che quello che diciamo ogni giovedì alla fine lo riproponiamo, perché poi è la verità. Noi ci teniamo a darvi consigli un po' in tutte le materie di cui ci occupiamo, e come vedete poi alla fine il consiglio è sempre quello, cioè di non aver timore e di come dire, agire prima nelle cose, perché come avete visto anche il collega ha puntato l'attenzione, l'accento sul fatto che se riuscite a pianificare prima anche la vostra come dire, patrimonio, le vostre questioni familiari, potrete beneficiarne e non avere magari poi future sorprese e problemi di appunto problemi di divisioni ereditarie, piuttosto che cause lunghe che sappiamo essere noiose, e lì sì che sono costose. E come vedete noi questo ve lo diciamo sempre, vale per la previdenza, vale per il fiscale, cioè vale un po' in tutti gli ambiti. Quindi cioè
il concetto che vogliamo appunto trasmettervi è: non abbiate paura anche di spendere qualche, effettuare una spesa, spendere qualche soldo in più, perché vi permetterà di beneficiarne in futuro. Con questa grossa massima, io saluto Massimo, scusate il gioco Deve di prendere parole. il treno l'avvocato Collovati, mi ha detto che Sì, uscire prima che prendere il treno. purtroppo sì, però vi lascio come sempre in buone mani, come sapete, però chiamateci Sì, adesso perché sennò... do io i numeri, do io il numero, Bravo Massimo, dai. ci penso io a fare un po' di... Che poi non lo vedrete per un paio di settimane, dovrete subirvi me e il notaio, quindi, Sì, quindi no, vi beh, lascio con una lui. settimana, forse 2, sì, però vado Vi lascio con all'estero. lui che più di me conosce anche quelle che sono, Parlerò cioè appunto proprio... perché vado all'estero anche di una sentenza molto Bravo. interessante sul danno Io vi dell'agenzia. saluto. Ciao Ciao Celeste, grazie, a Massimo, ciao a presto. tutti. Buona Ciao, ciao, serata, ciao, ciao. grazie, Ecco, ciao, volevo ciao. parlarvi, amici, di questa sentenza che a proposito di danni da vacanza rovinata, ne avevamo già parlato, no? A proposito di viaggi, tanto do ancora il numero 029194 7222. Per cortesia, telefonatemi, mi fa piacere, sono anche da solo in studio, quindi fate compagnia se decidete di parlarmi. Quindi, voglio dire, non costa nulla, no? È gratis e avrete un consiglio gratuito su qualsiasi ambito legale, fiscale, insomma, siamo in grado di rispondere un po' a tutto. Grazie a Natalia che mi ha dato il numero perché non lo riuscivo a leggere, adesso ho ingrandito 029294 7222. Potete chiamarci in diretta o scriverci un WhatsApp 340 670 9659. Grazie, Natalia c'ha l'aiuto, il supporto della regia, ma probabilmente ha percepito che ho problemi di vista, quindi mi detta i numeri di telefono. Allora, a proposito di questo, volevo segnalare una sentenza molto interessante che è uscita l'altro giorno circa la responsabilità dell'agenzia di viaggi. Pensate che una Cassazione ha definito che è responsabile l'agenzia di viaggi qualora voi nel momento della partenza non abbiate il visto per andare in una determinata località, non abbiate attivato il visto per andare, per esempio, negli Stati Uniti c'è l'ESTA, no? Quindi la Cassazione dice che è la responsabilità dell'agenzia, perché se voi chiaramente comprate il pacchetto tramite un'agenzia, si presuppone che l'agenzia vi debba dare consulenza con riferimento ai visti. Quindi qualsiasi problema con riferimento agli imbarchi e via dicendo, quindi alle autorizzazioni per andare in un altro paese, qualora abbiate comprato un pacchetto con l'agenzia, sappiate che potete fare un'azione nei confronti appunto della stessa compagnia che a quel punto sarà tenuta responsabile per il danno da mancanza rovinata, oltre che la restituzione di quanto avete pagato, perché evidentemente il viaggio non lo fate, ma oltre a quello c'è la possibilità anche di ottenere un danno patrimoniale appunto riguardante questa somma di danno morale, diciamo, per non aver fatto la vacanza. Si dice danno da vacanza rovinata. Questo è un po', ora che cominciano anche i viaggi, dovete saperlo. Un'altra cosa che mi sento anche di dirvi sul discorso di viaggi, anche perché ho fatto tanti contenziosi o comunque lettere di risarcimento danni con riferimento ai viaggi. Dovete sapere che c'è una convenzione, la Convenzione di Montreal, che regolarizza tutto quello che sono i danni arrecati dai vettori. Cioè, vi faccio un esempio, quando prendete l'aereo e l'aereo arriva in ritardo e supera in ritardo un determinato numero di ore, questo numero di ore va quantificato in base alla tratta. Più lunga è la tratta, più il ritardo viene, tra virgolette, giustificato. Quindi un ritardo di mezz'ora su una tratta Milano-Hong Kong chiaramente ha un significato molto diverso rispetto a un ritardo di mezz'ora di una tratta Milano-Roma. Ecco, in base a questa convenzione vengono statuiti in modo preciso le somme che devono avere i viaggiatori che sono stati vittima di questa, diciamo così, danno da parte della compagnia. Chiaramente la compagnia potrà difendersi dicendo che la colpa non è sua, ovvero è per esempio dovuta a uno sciopero, dovuto a condizioni climatiche chiaramente che non potevano prevedere l'atterraggio o il decollo. Però in condizioni normali in cui non sussistono elementi straordinari, la compagnia è tenuta a risarcire secondo questa convenzione un danno relativo a appunto morale per avervi trattenuto in aeroporto, un danno relativo alle cose che si sono rotte, per esempio il classico danno alla valigia, no?
la classica spesa che qualcuno può dover affrontare qualora, per esempio, il volo venga annullato o ci sia un ritardo di 6-7 ore, si tocca dormire in aeroporto, allora chiaramente diciamo così, quella somma di quattrini, di soldi che voi spenderete, per esempio l'albergo, per rimanere lì, il vestiario, il cibo, saranno somme che sono rimborsabili, quindi voi dovrete fare una PEC o una comunicazione. La PEC non c'è, scusate, ormai vengono gestite tutte online, ogni compagnia ha un canale ben definito dove si può scrivere, si può allegare le ricevute e si può spiegare quello che è successo. Bene, con questa convenzione di Montreal non c'è più alcuna discussione, le compagnie devono pagare tutto, ok? Non c'è alcun tipo di, ovviamente, tra virgolette, problema da questo punto di vista. Quindi dovete però ovviamente muovervi bene, perché se non vi muovete bene e non fate le cose per bene, poi è difficile anche avere diciamo così, un giusto rimborso, no? Intanto stavo guardando che mi stanno arrivando dei messaggi sempre riguardanti il lavoro, ma ecco, quindi questo voglio dirvi è, anche in questo caso non fate metodologia fai da te, ma fidatevi magari a un legale. Se soprattutto io ricordo che feci questa azione di risarcimento nei confronti di una famiglia che a causa di questa cancellazione del volo era stata in aeroporto, erano in 4, 5, 6 persone, quindi c'erano state migliaia di euro di risarcimento danni. Quindi questo è una cosa molto molto importante che dovete sapere. Niente, poi ci sono anche altre pronunce interessanti, magari sempre questa settimana. Una di queste riguarda sempre la famosa separazione e i divorzi. Abbiamo fatto una puntata con la collega specializzata, poi ne faremo un'altra. C'è un'altra sentenza che ha definito in modo chiaramente cristallizzato il principio secondo il quale in caso di separazione, quando la separazione sia dovuta magari ad atti di violenza da parte di un coniuge, spesso è il coniuge maschile che purtroppo picchia o comunque maltratta la sua coniuge, in questi casi è pacifico ottenere l'addebito da separazione. Quindi l'addebito da separazione si configura tutte le volte in cui c'è questo comportamento diciamo così, colposo e comunque grave da parte del coniuge. Ormai è pacifico questo principio, come è pacifico anche il principio secondo il quale sul mantenimento, ricordatelo sempre, che in caso di figlio che è diciamo, all'inizio magari della separazione, noi abbiamo fatto tanti casi in cui il figlio era minore, perché le separazioni durano 2 o 3 anni le cause, quindi magari all'inizio il figlio minore aveva 17 anni, poi nella maturazione della causa nel frattempo viene concessa un importo a titolo di mantenimento per il mantenimento appunto del minore che poi diventa maggiorenne. Insomma, il principio è che al compimento del 18° anno di età l'assegno di mantenimento deve essere assegnato solamente se il figlio non è in grado di lavorare. Se chiaramente sta studiando andrà confermato, ma se il figlio non decide di studiare, non decide di lavorare, l'assegno di mantenimento non spetta più, perché a quel punto non è in condizioni di riceverlo, perché alla maggiore età se non studia deve mettersi a lavorare. Quindi ecco, questo è un altro principio molto importante che dovete sapere. Quindi prima di fare diciamo così, azioni durante le cause dovete sapere questo tipo di fattispecie. Ridò ancora il numero di telefono 02 9294 7222 per intervenire e farmi domande in diretta su quello che sono gli argomenti di oggi, ma non solo, perché poi io sono in grado di rispondere anche ad altri quesiti, per esempio anche aspetto sempre fondamentale che si trova ad affrontare spesso sono i problemi condominiali, no? I problemi condominiali sono quelli che a cui tutti purtroppo prima o poi tocca affrontare. Quindi consiglio che noi diamo sempre è valutare anche, sembra una cosa paradossale, ma quando si acquista un immobile dovete valutare anche l'aspetto della gestione dello stesso, chi è l'amministratore. Sembra una sciocchezza, ma non è così. Quanto sono le spese condominiali, che tipi di servizi ci sono, che tipi di problematiche ci sono.
cioè il contenzioso riguardante in materie condominiali con l'amministratore di condominio è frequentissimo in Italia, quindi sono cause che stanno andando per la maggiore. E più adesso i condomini sono grossi e complessi, noi immaginiamo le strutture dove ci sono più beni comuni da gestire, c'è per esempio il giardino comunale, c'è la piscina, c'è la palestra, ci sono spazi in comune, diventa complicatissimo se non si ha la gestione da parte di un professionista preciso e puntuale, soprattutto anche col 110. Scusate, col 110 è stato un disastro, no? Con i lavori 110, tantissime persone hanno impugnato delibere, insomma si è creata una serie di contenzioso enorme. Quindi da questo punto di vista, anche in questo caso, il consiglio che posso darvi è fatevi assistere da, tra virgolette, da professionisti che possono aiutarvi qualora poi vi siano problematiche di questo tipo. Quindi, ripeto, valutate bene tutto, ok? Intanto volevo anche nel frattempo leggervi un paio di altre sentenze che oggi ho letto. Una di queste l'ho trovata, è sulle infrazioni autostradali. Vi sto dando queste pillole un po' passando da un argomento all'altro perché secondo me sono interessanti. La Cassazione conferma la necessità... Sì, scusa, abbiamo una chiamata. Prego. Buonasera, con chi parlo? Da dove chiami? Dino dalla provincia di Brescia, buonasera avvocato. Tanto piacere, come si chiama? Dino dalla provincia di Brescia. Prego Dino, a lei la parola. Volevo sapere un'informazione riguardo ai regolamenti condominiali. Io abito in un condominio di 6 unità immobiliari, 2 sono state unite, per cui sono diventate 5 perché marito e moglie ne hanno unite 2. Da diversi anni siamo con un'amministratrice che però diciamo non ci dà molto da fare. Noi paghiamo un sacco di soldi, abbiamo un servizio scarso e vorremmo almeno in due condomini vorremmo uscire e andare via da questa e amministrarci per conto nostro. È possibile? Ecco, questa è la mia domanda. È possibile quindi uscire dal condominio, lei dice, Dino? Sì, esatto. Ok, no, adesso... dall'amministrazione del condominio. Ah, quindi lei vorrebbe far cambiare l'amministratore, diciamo? No, vorrei uscire dall'amministrazione del condominio e rendermi autonomo, non cambiare l'amministratore, ma vorrei rimanere autonomo senza... Sì, adesso, questo è complicato, Dino. Adesso le rispondo, cerco di risponderle, ok? Grazie per l'intervento, a presto. Grazie. Allora, a lei, Dino fa una domanda molto interessante ed è in linea con quello che dicevo, ovvero che questi amministratori, non tutti, non me ne vogliono, ma molti di essi non sono così scrupolosi come dovrebbero, non sono così attenti nei conteggi, altra cosa, perché io ho fatto tanti contenziosi e ho scoperto che i conti vengono fatti su Excel, non hanno contabilità precise, non hanno contabilità analitiche. Chi mai li controlla le spese? Difficilissimo, no? È qualcosa che neanche io, che sono commercialista e avvocato, controllo le spese a volte che mandano, no? Mandano quei consuntivi, ma sono fogli Excel, cioè chissà andare a analizzare cosa si trova. Se c'è un servizio va bene, ma se non c'è ti girano le scatole. È come il caso di Dino. Dino infatti contesta queste serie di spese che secondo lui sono rilevanti, sono ingenti e non c'è servizio, testuali parole che ha detto lui, cioè non vede il beneficio, no, di questa gestione. E purtroppo, Dino, la risposta che ho da dare è purtroppo negativa, nel senso che se fa parte di un condominio lei non può uscire da quella che è l'amministrazione e la responsabilità. L'amministratore gestisce le unità condominiali, c'è un regolamento condominiale, evidentemente il suo appartamento, il suo immobile, come credo, anche se come sempre andrebbe letto il regolamento condominiale, quindi se vorrà ci manderà il regolamento condominiale e lo leggeremo con attenzione, ma il 99% il regolamento condominiale pone come principio generale
dei condomini il principio solidaristico, secondo il quale tutti i condomini ovviamente sono soggetti alle stesse regole e sono soggetti all'amministrazione, scusate, di un amministratore del condominio. Quindi tecnicamente lei non potrebbe uscire e gestire la cosa a sé. Questo è il principio, quindi purtroppo non ho da dare una notizia positiva su questo. Invece quello che può fare però è contestare l'operato dell'amministratore. Se l'amministratore non opera secondo le regole del buon padre di famiglia e non ottempera quelli che sono i principi di trasparenza, non trasmette i conti, non trasmette i bilanci, non convoca l'assemblea, non pone all'ordine del giorno le materie che voi sottoponete, magari c'è un problema al giardino, c'è un problema all'ascensore, voi sollecitate l'amministratore non pone all'ordine del giorno dell'assemblea quel tipo di problematica, questa è una responsabilità dell'amministratore, no? Quindi io, fossi lei, mi muoverei in questo campo, quindi farei predisporre una diffida, eventualmente una contestazione all'amministratore per il tramite di un suo legale, se vorrà potrà contattarci, dove gli si va a contestare una serie di cose. Magari si può anche richiedere, come spesso abbiamo fatto noi, attraverso un geometra, il ricalcolo dei millesimi e il ricalcolo delle spese, che magari, come spesso abbiamo avuto noi, sono state calcolate in modo erroneo. Quindi attenzione a questo, quindi c'è la possibilità di farlo perché è diritto di un condominio a riottenere, se non ci sono stati, i conteggi analitici delle spese che devono essere calcolate in modo puntuale in base ovviamente ai millesimi di proprietà dell'unità abitativa. Spero di essere stato chiaro, Dino, nel caso ci richiamerà. Quindi vedete, ho parlato un attimo di condominio e subito è arrivata la telefonata, perché è gettonatissimo in modo negativo, perché purtroppo il contenzioso in quell'ambito è rilevantissimo. Si litiga tante volte e quindi bisogna cercare di evitare questo. Evitare questo, come dico io, attenzione all'amministratore, non fate passare troppo tempo dal momento in cui voi non siete d'accordo su una delibera rispetto a quanto contestate. Le delibere assembleari del condominio sono impugnabili entro 30 giorni. Quindi se, come diciamo noi, il condomino non le impugna, prosegue con 3, 4, 5, 6 assemblee, le stesse assemblee non vengono contestate, poi ne viene contestata una settima, è un punto negativo, perché chiaramente il giudice che dovrà valutare la causa contesterà in questo modus, perché dirà: ma scusate, vi svegliate adesso a contestare queste spese, potevate farlo prima, no? Quindi la tempistica è fondamentale in tutto. Quindi, ripeto, non aspettate troppo se c'è qualcosa che non va, ok? Stavo dicendo una cosa molto importante sull'autovelox, ho interrotto prima. La Cassazione conferma la necessità di omologazione dell'autovelox. Quante multe abbiamo preso tutti noi con l'autovelox? Bene, la pronuncia reitera ancora una volta in modo netto il suo orientamento sulla necessità, sentite, che gli apparecchi rilevatori della velocità, al fine di rendere legittimi i relativi accertamenti, devono essere omologati, non risultando sufficiente la loro mera approvazione. Questo è un principio fondamentale, amici. Perché? Perché un autovelox, magari di costruzione di non so quanti anni or sono, non viene omologato, non viene soprattutto fatto un verbale ogni anno dove viene fatta la taratura. C'è il serio rischio e pericolo che non sia preciso. Quindi la multa è pressoché contestabile. In questo caso un verbale di accertamento per violazione del superamento dei limiti di velocità proposizione, questo cittadino, per l'illegittimità dell'accertamento, poiché l'autovelox non era stato sottoposto alla procedura di omologazione. Il giudice, ritenendo fondata e quindi assorbente quest'ultima, accoglieva l'opposizione annullando il verbale impugnato. Quindi in questo caso è stato coraggioso il cittadino a voler probabilmente di qualche centinaia di euro, perché poi a volte spesso se la multa è bassa si tende a pagarla, no? Però questo è il principio, no? Un altro principio è che come le apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova ai fini della verifica dell'effettivo pieno funzionamento del velox, evidentemente. Cioè, se un autovelox è omologato e c'è stata ovviamente una procedura che l'ha omologato, c'è ovviamente la certezza, comunque la presumibile certezza che la velocità rilevata è giusta. Ok? Quindi verifica, ecco, un altro elemento fondamentale,
dice che non ha affrontato però il tema della verifica periodica, un'altra cosa importante che spesso viene contestata sulle multe, che i velox non vengono fatti oggetto di verifica periodica. Questo è importante, questo la sentenza non lo dice, quindi vabbè, comunque insomma questa è una Cassazione direi molto importante. Ve ne voglio leggere un'altra che l'avevo trovato prima, vediamo se la ritrovo. Deve effettuare, questa è sul datore di lavoro, vediamo se la trovo, che l'affinamento del provvedimento una corretta interpretazione della notizia di reato, ecco, maltrattamenti familiari, misure cautelari in relazione alla trattazione. Vabbè, queste qua sono tutte sentenze, non riesco più a trovarla, ma ci sarà maniera di affrontarla nella prossima volta. Quindi, ecco, tornando invece ancora al tema condominiale, no? Io ho fatto tantissime cause, anche se non sono specializzato prettamente in diritto condominiale, però ho assistito tante persone. Una di queste aveva impugnato un verbale sul 110. In questo caso però è molto importante stabilire il fatto che, come vi ho detto, il tempismo con il quale impugnate il verbale è fondamentale, cioè un verbale impugnato, oltre a rispettare i termini dei 30 giorni, che però si sussegue a precedenti verbali dove non si è fatto nulla, è un punto dolente, perché comunque pone, tra virgolette, la situazione della causa un pochettino in salita. Quindi, come ho detto, contestate dall'inizio l'operato dell'amministratore e in questo caso avrete buone possibilità poi di ottenere o eventualmente l'astruzione dello stesso, perché nella causa si può anche chiedere che ci sia la rimozione e la sostituzione dell'amministratore, oppure potrete chiedere che magari determinate questioni vengano poste all'ordine del giorno. Ecco, Natalia mi aveva scritto prima, scusa che non ho visto adesso il messaggio, Natalia. Quindi, ecco, attenzione, okay? Dovete valutare sempre queste cose, cioè valutatele sempre con attenzione e abbiate tempismo nel contestare, perché sennò poi diciamo così, la strada è in salita, ok? Ecco, questo è un po' quello che mi viene da dire. Insomma, abbiamo affrontato dei temi molto importanti, molto differenti l'uno dall'altro, perché siamo passati da una pianificazione fiscale in ambito di eredità. Poi abbiamo parlato un pochettino anche di quelli che sono gli aspetti riguardanti l'INPS inizialmente, le problematiche della pubblica amministrazione, per poi passare a alcuni commenti di alcune sentenze, delle quali una condominiale che è stata veramente importante. Quindi, che dire, la puntata è pressoché si volge alla conclusione. Giovedì prossimo ci sarò ancora io, poi la settimana qua dopo non ci sarò, però insomma giovedì prossimo tenterò in qualsiasi modo di essere presente in studio, o se no in ogni caso ci collegheremo e affronteremo, vediamo anche altri argomenti. Se avete delle domande o vorrete affrontare determinate tematiche, potete scriverci anche su WhatsApp, che affronteremo gli argomenti magari che è di vostro interesse. Potrebbe essere anche quello una cosa di bello da poter introdurre come novità quest'anno, no? Affronteremo i temi che voi ritenete opportuno magari dover affrontare. Ecco, quindi io a questo punto siamo prossimi alla chiusura, vi saluto, vi ringrazio, saluto Natalia, la regia, che è sempre precisa e puntuale, ci supporta sempre. Troverete io sui nostri canali social, potete seguirmi su Instagram, ho il mio account dove pubblicherò degli stralci, come sempre accade, delle puntate. Se vi siete persi qualcosa sui social siamo presenti, quindi è un modo anche questo per tenervi aggiornati. Anche sui profili pubblichiamo e pubblico sempre delle sentenze nuove, dei commenti, quindi non vi perdete, anche potete seguirmi per vedere e tenervi aggiornati anche su aspetti giuridici. Io vi ringrazio per la pazienza, per la cortesia di avermi seguito e ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata e buon proseguimento a tutti gli attenti telespettatori di Radio Libertà. Avete ascoltato l'Avvocato